Sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Ciao Sveva e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete dei patrioti innamorati della libertà. Allora oggi il nostro collegamento stavolta è telefonico perché, vero Sveva, c'è un problema su Skype, quindi leggeremo ovviamente gli articoli, li commenteremo, ma non ci sarà la condivisione schermo, mi confermi? Sì, purtroppo con il fatto che stanno dismettendo Skype, a volte abbiamo purtroppo questi problemi che non riscontriamo soltanto noi, quindi per oggi, nonostante gli aggiornamenti, non riusciamo a far partire Perfetto, Skype. ma in ogni caso noi avremo poi la diretta social, quindi potete seguirci lì. Io vi anticipo già che oggi naturalmente in questa rassegna stampa ci dovremo soffermare sulla telefonata che è intercorsa ieri tra il vice premier Matteo Salvini e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. È stata anche annunciata una missione a Washington per lo stesso Matteo Salvini. E poi parleremo dell'evento che si è tenuto ieri a Napoli per la Lega, un evento anche in preparazione in vista del Congresso federale di Firenze che invece si terrà appunto il prossimi 5 e 6 aprile. E commenteremo anche la decisione del ministro dell'istruzione Valditara che ha vietato negli atti ufficiali delle scuole, quindi anche nelle circolari, gli asterischi e gli schwa cari alla sinistra, questi segni così ideologicamente carichi. Subito dopo la rassegna stampa poi ci collegheremo come sempre anche con Matteo De Sio, come sapete il conduttore per il lunedì mattina su queste onde, per Te la rido io l'America. E poi intervisteremo l'onorevole Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera. Parleremo proprio di questa contrarietà espressa dalla Lega a Rearm Europe, quindi torneremo su questo tema che avevamo già affrontato, vi ricordate, lo scorso sabato anche con il capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, l'onorevole Paolo Borchia, ma parleremo anche delle polemiche che sono seguite alle critiche rivolte dalla Premier Giorgia Meloni al manifesto di Ventotene, questo feticcio della sinistra, ma è un testo anche, sapete, con venature illiberali e antidemocratiche. Siccome le vostre opinioni per noi sono fondamentali, quindi apriremo il consueto filo diretto con voi, intervenite come sempre chiamando allo 0292 94 7222, 3 volte 2 finale, oppure scrivendo i vostri messaggi, quindi nei commenti sotto le dirette Facebook, quindi della pagina della radio e della la pagina della Lega, oppure potete mandare anche i vostri messaggi, quelli vocali, sempre al numero WhatsApp della nostra radio, quindi il 340 67 09 659. Potete sempre seguirci quindi dal televisore, canale 252 del digitale terrestre, come vi dicevo oggi però senza la condivisione video, schermo degli articoli, ma comunque potete sentirci anche dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle dirette social, no? Delle pagine Facebook della radio e della Lega e poi sempre dal nostro nuovo sito internet con una nuova veste grafica, una nuova veste editoriale che è appunto un vero e proprio giornale online e poi potete seguirci anche dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi sia iOS che Android. E naturalmente vi rinnovo sempre l'invito ad abbonarvi, a sostenerci, davvero basta poco per sostenere questa radio che rimane unica in un panorama veramente succube del mainstream, del politicamente corretto e quindi basta che andiate rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Ma allora io non mi dilungo oltre e iniziamo subito questa nostra carrellata. Io direi di partire oggi proprio dalla prima pagina del Tempo, ovviamente potete seguirla per esempio da Giornalone, no? Che comunque vi mostra le prime pagine, tutte le varie testate. E allora, prima pagina con di pace e di governo, il ritorno del capitano, l'accordo sul congresso, la linea morbida sulle armi che convince Giorgia Meloni e l'asse con Vance sui dazi agli Stati Uniti. Così il leader della Lega torna protagonista. E è proprio Romagnoli che se ne occupa a pagina 2 e 3 di questo, con l'intervista poi, dicevamo, anche al governatore del Veneto Luca Zaia,
Il leader è Matteo, ha dichiarato appunto il Doge, ma occhio al Veneto, su dazi e guerra, Giorgia ci ascolti. Eh sì, perché poi ha commentato anche questa mozione sul Veneto, una mozione molto identitaria, presentata da Stefani, ma ci torniamo. Poi c'è anche il tempo di Osho sulla caso di questa maestra che si è sospesa da scuola su OnlyFans, guadagno di più. E qui si vede l'immagine di questo che apparentemente potrebbe essere il genitore, no, c'è la maestra che domanda: "Che vuoi che faccia?" E lui che chiede: "No, niente, volevo sapere come va mio figlio a scuola." E torneremo anche su questo caso, cioè, ovviamente ne parleremo perché c'è anche la stanza di Vittorio Feltri su questo tema, ovviamente però per il giornale, la stanza di Vittorio Feltri in risposta a una lettera, proprio su questo caso. E invece poi, sempre prima pagina del Tempo di oggi, con Gualtieri che difende la sua piazza, pensate, lo rivendica pure con orgoglio, ne è contento, ho speso 286.000 €, ma i partiti giù dal palco. Ventotene, idea di Repubblica, lo scontro sulla manifestazione di Roma. Eh sì, perché questa società Zetema, che è appunto di Roma Capitale, tramite appunto questa società che si sono spesi, pensate, più di 286.000 € per la manifestazione dello scorso 15 marzo. Rivendico la scelta di aver pagato come Comune di Roma la manifestazione del 15 marzo come ne abbiamo pagate altre, ad esempio quella per Navalny, e su cui nessuno ha avuto nulla da ridire. Quindi dopo giorni di silenzio il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di spiegare al Tempo perché appunto questa spesa, e quindi a pagina 6 e 7 di oggi appunto sul Tempo. Ma poi c'è un altro caso veramente inquietante di mala giustizia che fa riflettere, che ci deve insomma fare indignare. Pensate, recluso per oltre 3 anni, io in galera da innocente giro le scuole perché la giustizia cambi. Condannato a 10 anni di carcere per concorso in associazione mafiosa, Marco Sorbara, ex consigliere regionale della Valle d'Aosta, si è ritrovato in carcere di Biella. Dopo oltre 3 anni la Cassazione lo ha assolto. E poi questa decisione della Consulta, oggi tante testate che dedicano appunto spazio a questa notizia, cioè il singolo che possono adottare minori stranieri. Decisione della Corte Costituzionale, vedremo poi anche come è affrontata per esempio sulla Verità, con l'articolo di Carlo Cambi, perché lì si fa notare che appunto ci sono state tante reazioni dei partiti, ma anche per esempio di Provita, che è perplessa, che è scettica e che sostiene potrebbe essere una mossa pericolosa. Sempre invece dalla prima pagina del Tempo, come vi dicevo, il tempo di Vittorio Feltri, questo però su un altro argomento, la sindaca artificiale meglio del disastro di Sala e Gualtieri. A pagina 10 di oggi, ovviamente, quindi se lo avete lo potete sfogliare e consultare. La sindaca artificiale perché? Perché il primo cittadino prodotto con la intelligenza artificiale avrebbe molte chance di vincere la sfida. È già successo nell'arte e nella musica, un tema ormai sempre più attuale, no? Ci si sbizzarrisce a vedere cosa crea, che contenuti si possono produrre con l'intelligenza artificiale, e quindi la candidata donna con questa AI, Artificial Intelligence, Anna Luce D'Amico, è castana con i capelli legati e lo sguardo tostissimo. E poi riguardo i giornalisti, sarò felice di leggere un filtro artificiale e di potermi pensionare. E questo a proposito dei giornalisti, perché sapete che il Foglio ha voluto lanciare questa possibilità alla fine, no? Di ampliare la sua proposta editoriale, comunque offrendo delle pagine di articoli interamente realizzati dall'intelligenza artificiale. E insomma saremo poi curiosi di vedere se effettivamente sarà in grado, no, di offrire la stessa creatività, originalità che invece può venire proprio dal contributo di una mente di una persona in carne ed ossa. Ma allora non perdiamo tempo, visto che ve l'ho già detto, anticipato all'inizio di questa puntata, sul ritorno del capitano, quindi l'accordo in vista del congresso, il rapporto privilegiato con Vance e la linea di pace che unisce la Lega. Questo per commentare la telefonata di ieri, no, con Vance, tra appunto Matteo Salvini, vicepresidente degli Stati Uniti, così il leader spazza via le polemiche e torna protagonista. Telefonata
col vice di Trump presso il viaggio negli States. Qui il virgolettato: colloquio con il vicepresidente degli Stati Uniti, si è parlato di tregua, pace e dialogo fra Zelensky e Putin. In Europa si vogliono spendere oltre 800 miliardi in armamenti, e quindi anche qui speriamo che poi passi la linea della Lega, del ministro dell'economia Giorgetti, cioè di chiedere poi ai grandi produttori, anche attraverso Invest dell'Unione Europea, appunto queste garanzie da parte di privati per evitare spese pubbliche, perché abbiamo sentito una narrativa unica in tutti questi anni su una rigidità, su un'austerità che non potevano essere assolutamente derogate, e all'improvviso, per una minaccia che ci sembra, non dico fantasma, ma quantomeno insomma estremamente ingigantita, no, della Federazione Russa alle porte dell'Unione Europea, già ce le immaginiamo, no, come se i carri armati di Putin con la Z fossero alle porte di Berlino. Adesso invece si vuole spendere questa montagna di quattrini. E alla fine, nonostante tutti i rumors, Salvini sarà di nuovo confermato alla guida della Lega. D'altronde il partito, fondato da Umberto Bossi nel 1989 come federazione di 6 movimenti regionalisti nel nord Italia, e nel 1991 come partito vero e proprio, ha avuto 3 segretari in tutta la sua storia: Umberto Bossi, Roberto Maroni e Matteo Salvini. E anche a Firenze, dove si terrà il congresso dal 5 al 6 aprile, non essendoci alternative in campo, non è immaginabile un cambio di vertice. Eppure di tempo per trovare un'alternativa non si può dire che non c'era, visto che l'ultimo congresso risale al 2017, quando la Lega presentava ancora la dicitura Nord e nel simbolo appunto mostrava il sole delle Alpi. Ci sono 2 elementi per cui Salvini non è facilmente battibile. Il primo, lo abbiamo detto, è appunto questo, cioè che la Lega non ha, a differenza del PD, una tradizione di segretariscidi, e quindi insomma di siluramenti di segretari, questo neologismo del segretaricidio. Il secondo è la nazionalizzazione di un partito a forte vocazione regionale. Salvini, che piaccia o meno, è riuscito a conferire una identità nazionale a un partito che ha sempre goduto e sofferto di una dimensione locale. Qui si scrive sofferto, ma in realtà è un vanto, è un punto di forza questa attenzione sempre alla realtà locale, questo radicamento nei territori. È veramente la forza, la virtù della Lega da sempre. Ed è anche grazie a quell'operazione, se alle europee del 2019, il Carroccio conquistò oltre il 34% di voti, con ben più di 9 milioni di voti, che rimane il miglior risultato elettorale della sua storia. Non solo. Ricordiamoci anche che i sondaggi poi dell'agosto di quell'anno, poco prima della caduta del primo governo Conte, indicavano delle percentuali anche più alte, proprio perché era così forte il sostegno alla fine di quasi tutto il popolo del centrodestra. Era in quel momento, no, la Lega il partito proprio assolutamente egemonico in questa coalizione, e anche gli ultimi sondaggi, no, che fanno vedere comunque questo gradimento per la Meloni, non fanno vedere che comunque Fratelli d'Italia sia arrivata, ecco, a questo tetto, sia riuscita a superare il 30%. L'ultima mossa del capitano su Rearm Europe è piaciuta ai suoi, che non ne hanno fatto mistero. Abbiamo condotto la Meloni sulle nostre posizioni, ripetono tra le fila del Carroccio, e mentre la Premier torna a Roma dopo il Consiglio europeo, il Vice Premier gioca d'anticipo e chiama J.D. Vance. Abbiamo parlato di trasporti, dice appunto Matteo Salvini, che anticipa la notizia di una sua imminente visita negli States, ma poi svela che fra i temi della chiamata c'è anche il piano di riarmo dell'Europa, che per il leader della Lega è una follia. Nessuno mette in discussione il segretario, quindi, ma c'è una mozione, ecco quello che stavamo anticipando, quella di Alberto Stefani, segretario regionale della Liga Veneta, dal titolo Futuro e Identità, un documento che chiede al segretario di riportare il Veneto al centro. E vi dicevo, su questo poi è intervenuto anche il Doge Zaia, il governatore del Veneto, e poi leggeremo il perché di questa necessità, no, di questa mozione identitaria per il Veneto, che forse è la regione più identitaria. Infatti poi Zaia ricorderà anche le parole dello stesso Umberto Bossi a proposito del Veneto. Ma allora, dicevamo, questa mozione Futura Identità è un documento quindi che chiede al segretario di riportare al centro il Veneto, 6 punti programmatici in cui viene ribadito l'impegno per la difesa dell'identità locale e tutte le battaglie care al partito, quindi dall'autonomia al federalismo fiscale, passando per la questione settentrionale, il buon governo e la vicinanza ai territori.
A Firenze ci sarà anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, che al contrario di tutto ciò che è stato scritto per giorni sarà sia all'inaugurazione del Vinitaly stamattina che al congresso. E infatti poi lo ribadisce anche Zaia nella sua intervista, spiegherà: io sono riuscito in passato sempre, no, a conciliare questi impegni. Parteciperanno oltre 400 delegati eletti dai militanti nei congressi regionali del partito, ci saranno parlamentari ed europarlamentari, consiglieri regionali, ma ai lavori potranno assistere anche tutti i militanti, i simpatizzanti, oltre agli amministratori. Fra i cronisti accreditati per seguire l'evento l'entusiasmo è pari a zero, perché il risultato della 2 giorni è già scritto e all'orizzonte non sembrano esserci possibili colpi di scena. E l'attenzione, più che alla ricerca di un retroscena, è spostata invece sulla scelta del ristorante in cui andare a mangiare il 6 sera. Beh, insomma, qui ci sentiamo di non condividere la conclusione di quest'articolo, perché secondo noi invece l'interesse sarà altissimo proprio per i contenuti degli interventi, perché sarà un congresso che ovviamente indicherà anche quelle che sono le priorità da seguire poi comunque, no, anche per l'agenda politica nazionale. Poi invece l'evento pre-congresso, quello che è successo appunto ieri, no? Il gotha della Lega in Campania per riuscire a cambiare pagina, quello che appunto si è tenuto ieri a Napoli, Salvini, Durigon, Piantedosi e Valditara a Napoli, che incontrano anche i cittadini dei Campi Flegrei. E qui vedete, adesso non c'è la condivisione schermo, però appunto se siete a pagina 2 del Tempo, il virgolettato di Durigon: in Campania si va al voto e noi abbiamo proposto Gianpiero Zinzi come candidato presidente della coalizione. Il virgolettato di Piantedosi: a Napoli c'è una criminalità giovanile autoctona e quindi ai giovani bisogna offrire dei punti di riferimento culturale. Il ministro Valditara, ministro appunto per l'istruzione e il merito: ripristiniamo l'autorevolezza dei docenti, ma anche il principio di autorità, che non ha niente a che vedere con l'autoritarismo. Ecco, principio di autorità che invece è minato dai tanti a sinistra che hanno sempre voluto sovvertire, no, la scuola, l'insegnamento, e hanno alla fine rivoluzionato non poco dal 68 in poi nella scuola, e quindi bisogna assolutamente da questo punto di vista voltare pagina e restituire sempre credibilità e autorità ai docenti. L'articolo a firma di Domenico Ascamo: quella che si è tenuta ieri a Napoli è una giornata che segna per la Lega una tappa del rush finale prima del congresso nazionale di Firenze, ma anche una conferma d'attenzione del partito alle istanze del Mezzogiorno e a una regione dove tra qualche mese si tornerà al voto. Così nel capoluogo partenopeo arrivano il leader Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, e 2 pesi massimi del governo, come il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il collega dell'istruzione Giuseppe Valditara. Pubblico folto a Città della Scienza, dove proprio per l'arrivo del gotha leghista manifestano i comitati dei Campi Flegrei. Un presidio cui si mescolano anche attivisti dei centri sociali e nasceranno scontri con le forze dell'ordine. Ecco, come al solito i centri sociali asociali che si macchiano poi di queste azioni, di questi misfatti. E infatti Salvini distinguerà molto bene le 2 situazioni. I cittadini dei Campi Flegrei non sono da confondere con i balordi dei centri sociali che hanno lanciato le uova alle forze dell'ordine, sottolineando di aver incontrato insieme al titolare del Viminale un gruppo di papà e mamme della zona colpita dal recente sisma. C'è molto cammino verso l'appuntamento elettorale in questo venerdì pomeriggio a Napoli, e lo dice Claudio Durigon, vice segretario nazionale della Lega, che mette idealmente sul tavolo della coalizione il nome per la partita. La Lega è un partito identitario e di territorio. In Campania si va al voto e noi vogliamo tutta un'altra Campania. Noi abbiamo proposto Gianpiero Zinzi come candidato presidente della coalizione in Campania. Poi spazio alla parte di rivendicazione dei risultati raggiunti e agli obiettivi, che vertono molto sulle nuove generazioni. Molto toccante l'intervento della mamma di Giorgio Cutolo, il musicista di appena 24 anni, ucciso in città 2 anni fa da un sedicenne a colpi di pistola. L'aspetto educativo interviene molto dunque nella kermesse leghista. Valditara che spiega: dobbiamo ripristinare nella nostra società l'autorevolezza dei docenti, ma anche il principio di autorità. E non dobbiamo avere paura di pronunciare questa parola che non ha niente a che vedere con l'autoritarismo. Piantedosi nota che a Napoli c'è una criminalità giovanile autoctona. Non voglio andare su un piano sociologico, ma ai giovani bisogna offrire appunto dei punti di riferimento culturali e dei modelli valoriali.
Conclude Matteo Salvini, che arriva sul palco di Napoli forte di un passaggio non da poco sul piano estero, ovvero la telefonata con il vicepresidente degli Stati Uniti. Ho parlato per un quarto d'ora con Vance, dice Trump, sta parlando con Putin, con Zelensky, si stanno incontrando delegazioni, si parla di tregua, di cessate il fuoco, di disarmo. E mentre Trump e Putin parlano di come tenere a terra i missili, altri invece discettano di esercito europeo, di spendere 800 miliardi di euro per comprare le armi. È una follia, è un oltraggio. Salvini insiste sul no al piano Readiness 2030 e scaccia via qualsiasi ipotesi distruttiva sulle differenze nel governo. A proposito di Readiness 2030, perché 2030? Perché questo nome? Perché si è visto che giustamente anche la stessa parola rearm incuteva terrore ai cittadini europei, allora questa operazione di maquillage, no, lessicale, come se si potesse alla fine cambiare, modificare la sostanza però della realtà. E la spiegazione invece la risposta, scusatemi, a tutte le polemiche che erano venute dalla sinistra, che sosteneva che il governo sia diviso per la linea da seguire adesso a proposito di questo riarmo, quando poi in realtà abbiamo visto le divisioni più laceranti hanno riguardato il PD, che nel voto poi nella risoluzione al Parlamento europeo addirittura si è spaccato tra i riformisti e quelli che seguivano la linea della Schlein. E allora la risposta di Matteo Salvini a queste polemiche: il governo è stabile ed è unito più che mai, non riusciranno a farmi litigare con Giorgia Meloni. E spinge poi sull'appuntamento elettorale. Ogni anno, ancora adesso, migliaia di uomini e donne della Campania, di questa regione, devono andare in altre regioni per farsi curare. Il signor De Luca deve chiedere scusa, ma la Campania e i campani devono aspettare ancora 6 mesi. Se ci credete, e noi ci crediamo, anche la Campania potrà cambiare pagina. E quindi questo è l'invito per il voto che si darà appunto in Campania. E allora, Sveva, chiedo a te la conferma. Credo che dobbiamo già fare questo piccolo break perché sono le 8:30. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. A te la linea, Pier Vittorio. Grazie mille Sveva. E allora dicevamo che dobbiamo adesso concentrarci anche su questa intervista rilasciata appunto da Luca Zaia e per il Tempo di oggi, quindi andate a pagina 3, e però c'è prima questo articolo anche riferimento al flash mob della Lega proprio per contestare gli sportelli contro l'islamofobia a Torino. Credo che ricordate, no? Avevamo seguito la vicenda di questa assurda decisione da parte del Comune di Torino ed è intervenuta anche l'europarlamentare leghista Silvia Sardone, che oggi parteciperà quindi a questo flash mob ed è intervenuta con queste dichiarazioni. Intanto qui la spiegazione: flash mob oggi pomeriggio della Lega in piazza Palazzo di Città di fronte al Comune di Torino per contestare gli sportelli proprio contro l'islamofobia che sono stati annunciati in questi giorni. Si tratta, si legge in una nota, di una scelta totalmente assurda, figlia del politicamente corretto, che punta a silenziare chiunque osi attaccare l'estremismo islamico, criticare certi comportamenti delle comunità musulmane o segnalare episodi in cui le donne vengono sottomesse per motivi religiosi. Noi della Lega non smetteremo mai di denunciare il pericolo di un islamismo sempre più aggressivo in Italia e in Europa. All'evento parteciperà tra gli altri Silvia Sardone, eurodeputata appunto della Lega. Sì, lei che si è sempre battuta contro questo pericolo, contro il fanatismo islamico, un estremismo che invece viene sottovalutato dalla sinistra in Europa, e sappiamo purtroppo quante morti, no, in azioni terroristiche che ha causato, no, nel continente europeo. E l'articolo invece con l'intervista appunto a Luca Zaia di Edoardo Romagnoli: vedete, il leader è Matteo, ma occhio al Veneto, alle armi preferisco la diplomazia.
Il governatore, la vera sfida per l'Europa è un asse con gli Stati Uniti. I dazi li hanno messi tutti, da Bush a Obama fino a Biden. E a proposito del riarm, abbiamo aiutato Kiev, ma ora è il tempo dell'armistizio. E allora, per sintetizzare, no ai dazi e agli armamenti, sia alla diplomazia e alla cura dei rapporti bilaterali, in questo c'è la sintesi del pensiero del governatore Luca Zaia sulla politica internazionale, senza dimenticare il congresso della Lega che appunto dovrà ripartire dal suo Veneto. E allora la domanda di Edoardo Romagnoli: governatore, ho visto che gli imprenditori veneti che producono uova hanno ricevuto richieste dagli Stati Uniti alle prese con una carenza dovuta all'influenza aviaria. Che prezzi farete, con o senza dazi? Gli Stati Uniti sono sempre stati amici del Veneto, dell'Italia, e tali resteranno per quello che mi riguarda. Oltretutto è un momento di difficoltà, per cui siamo sempre pronti ad aiutare. Questa è appunto la risposta di Zaia. Invece, se avete già consultato il Corriere, poi ci torniamo, c'è il caffè, in questo caso anche oggi amarissimo, di Gramellini, bisogna dirlo, sulle uova che servono agli Stati Uniti, e quindi tutte le risposte sardoniche, sarcastiche di Gramellini per questa vicenda. Gli Stati Uniti quindi, che sono sempre stati amici del Veneto, dell'Italia, ma quindi in casa Romagnoli è d'accordo con la Premier di non tenere una guerra commerciale a colpi di dazi con gli Stati Uniti? Sono d'accordo, risponde Zaia, penso anche di averlo detto in tempi non sospetti. Tra l'altro il Presidente degli Stati Uniti viene eletto dai cittadini americani, ma noi italiani abbiamo la presunzione di decidere chi deve essere il Presidente giusto per gli Stati Uniti. E ma più che noi italiani, soprattutto gli intellettuali della sinistra, che abbiamo visto in campagna elettorale, prima continuavano a sostenere Biden, a dire che fosse ancora capace di poter tenere un mandato, poi quando si sono resi conto della figuraccia nel duello televisivo con Trump hanno ripescato, tirato fuori Kamala Harris, l'hanno presentata come il nuovo, con questi toni quasi messianici, e loro che l'avevano anche sottovalutata, l'avevano tenuta in disparte. C'è da dire che non sembra facilissimo avere a che fare con Trump, risponde Zaia. Non mi sembra che fosse tanto semplice neanche dialogare con l'amministrazione Biden, tant'è vero che di dazi se ne è parlato con Bush, con Obama, con Trump nel 2018, con Biden. A me sa cosa preoccupa, e qui la domanda viene appunto da Zaia. No, cosa? A me fa paura che ci sia un sentimento nascente di anti-americanismo a livello europeo, e questo porta solo danni. Vorrei ricordare che se abbiamo la democrazia dobbiamo ringraziare anche gli Stati Uniti, prima cosa. Seconda cosa, voglio anche ricordare che l'Europa non dialoga con la Russia per ovvi motivi, gli abbiamo anche messo le sanzioni. Non parliamo con la Cina per il pericolo dumping. Se ci tagliamo fuori anche dal rapporto con gli Stati Uniti, facciamo una frittata. E qui, per tornare al tema delle uova, quindi l'Europa che dovrebbe fare? L'Europa deve investire su un asse vero, che è quello Unione Europea-Stati Uniti. Questa è la vera sfida del futuro, perché lasciare liberi gli Stati Uniti vuol dire che gli accordi li andranno a fare con gli altri, e noi siamo sempre uno dei più grandi mercati del Pier mondo, Vittorio? 450. Sì. Scusami se ti interrompo, c'è una chiamata. Ah, sì, facciamo sentire. Io vi ricordo sempre che è aperto questo spazio, questo filo diretto. Prego. Buongiorno signor Scimia, sono io che la disturbo, Lisetta. Ciao Lisetta, ma quale disturbo, figurati. Allora, non so se l'avete detto perché non posso seguire continuamente la radio. Allora, Sì. Signor Scimia, attenzione alla data del 9 maggio di quest'anno 2025. Sì. Perché ci sarà un altro incontro tra i tre più grandi della Terra, cioè Trump, Putin e Xi Jinping, che da Mosca, cioè a Yalta, si tratterebbe di questo congresso, Yalta si trova in Crimea, mi sembra. Ecco, sì. C'è una conferenza e USA, ripeto, Russia, Cina, impegnate non più a spartirsi in zone di influenza come fecero Stalin tempo fa, Churchill e Roosevelt, ma a regolare le relazioni reciproche, prima che queste, dall'Ucraina a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, possono sfuggire di mano. Fantascienza, signor Scimia, vedremo. Allora, no, perché sappiamo che il 9 maggio è sempre la data storica per la data della giornata della vittoria. Si può sempre stipulare, signor Scimia, e
militaristi dall'altro. La forza serve, secondo me, e in mancanza di un accordo il 9 maggio comunque non è lontano, ragazzi. Vedremo cosa succederà. Io la ringrazio e buona giornata, anche se qua piove. Grazie Lisetta, buona giornata anche a te, grazie per quello che ci hai detto, perché ci ricorda anche che comunque sì, Trump aveva promesso la pace, aveva fatto capire il prima possibile, però ovviamente poi si incontrano delle difficoltà, cioè non è che si possa tirar fuori subito con la bacchetta magica. Anche lo stesso Zelensky, no, aveva ripetuto probabilmente si spera entro la fine dell'anno, e poi alla pace si arriva anche con minacce, anche blandendo comunque, no, l'interlocutore. Oggi su questo scrive anche lo stesso Alessandro Sallusti nel suo editoriale per il giornale, poi ovviamente lo leggeremo. Lui diceva poi quello che ci rafforza, che ci rende grandi noi occidentali è un patrimonio che la Russia non ha, che è quello della libertà. Però io continuo a ripetere che veramente dobbiamo apprezzare questi sforzi di Trump, adesso che finalmente c'è una presidenza americana che invece di insultare pubblicamente la controparte, poi per carità che Putin che sia alla fine di fatto un dittatore, lo sappiamo che anche lui si sia macchiato, no, di errori e di altri misfatti, però non era certo quello il modo di arrivare a una trattativa, a un negoziato, continuando ad insultarlo. Vi ricordate cosa disse Biden? E quindi si spera effettivamente che Trump possa arrivare a questo risultato, perciò giustamente Matteo Salvini ha ribadito tutto questo sostegno, ha condiviso questa priorità strategica anche nella telefonata appunto di ieri con Vance. Quindi si spera che si possa chiudere questa partita almeno della tregua entro il 9 maggio, giornata della vittoria in Russia, e che soprattutto ci possa essere quella distensione anche in vista poi dell'anniversario, no, dello sbarco in Normandia, perché poi abbiamo visto che negli ultimi anni il paese che ha contribuito tantissimo anche alla vittoria della seconda guerra mondiale contro appunto il Terzo Reich, contro la Germania nazista, per via di questa russofobia, no, è stato ostracizzato ed è mancata una delegazione, ecco. E quindi anche in vista di quello, di questo anniversario, che si possa arrivare a una tregua anche per un nuovo ordine mondiale di riappacificazione comunque tra le due potenze, quella americana e quella russa. Allora, noi riprendiamo questa parte dell'intervista, con l'intervista appunto a Lugo Zaia. L'Italia può veramente fare da pontiere, chiede qui appunto Edoardo Romagnoli per il Tempo. Penso che Giorgia Meloni, la Premier, fin dal primo giorno si sia mossa benissimo sul fronte delle relazioni internazionali, un lavoro che oggi dà a questo Paese standing e reputation a livello internazionale. A questi livelli ci eravamo arrivati solo con Silvio Berlusconi. Possiamo giocarci questa partita perché l'Europa, messa com'è, non è in grado, non ha una figura forte per dialogare con gli Stati Uniti. L'Italia è un paese Trump friendly, anche perché non è andato ad invischiarsi nella campagna americana come invece hanno fatto altri paesi. Ricordo anche che l'Italia tra i paesi europei del G7 è sicuramente quello che ha più agibilità a dialogare con gli americani. Il Nord Europa sta già boicottando i prodotti americani, a me sembra un assurdo, vuol dire non aver coscienza che il mercato è globale. Parliamo invece di Rearm Europe. Che idea si è fatto? Penso che la Rearm Diplomacy sia la vera sfida. Le guerre hanno un inizio e una fine, i giovani ci indicano la via. Se andassimo a rivolgere questa domanda ai giovani avremo una risposta univoca contro la guerra. La durata di una guerra è inversamente proporzionale alla forza dell'azione diplomatica. Se parlo di Ucraina, penso che l'azione diplomatica ad oggi sia stata veramente debole. Non possiamo pensare di sostituire la diplomazia con gli armamenti. Putin è l'aggressore, perché appunto 3 anni fa ha invaso il territorio dell'Ucraina. Noi invece abbiamo aiutato Kiev, ma adesso, come dice Trump, bisogna fare un armistizio. Se l'azione diplomatica degli USA funzionerà, l'Europa sarà tagliata fuori totalmente. Mentre noi facciamo Rearm Europe, gli altri invece faranno l'armistizio. Lei ci sarà al congresso della Lega a Firenze, dovrà presiedere al Vinitaly. Sarò sia al congresso che all'inaugurazione del Vinitaly. Non ho mai mancato né a un congresso né al Vinitaly. Non ci sono sfidanti per Salvini, ma c'è la mozione Stefani. La mozione Stefani, che è assolutamente di buon senso, non è di belligeranza, ma è identitaria nei confronti di una regione che è il pilastro fondamentale della Lega. Voi state sul modello del Partito Nazionale che ha impostato Salvini, ma chiederete un'attenzione particolare al Veneto, giusto?
Bosti ci diceva sempre da ragazzi che il Veneto è la regione più identitaria che ci sia all'interno della costellazione delle regioni della Lega. Quindi è logico e ovvio che una regione così identitaria possa fare anche una mozione altrettanto identitaria. Regionali in Veneto, secondo alcune ricostruzioni, in caso non le facessero fare il terzo mandato, potrebbe ricoprire il ruolo di progovernatore, sulla falsariga di ciò che fece il sindaco Gentilini appunto a Treviso, quando venne chiamato ad essere il vice di Paolo Gobbo. È fantapolitica o c'è Pier qualcosa di Vittorio, vero? Sì, scusami se sì, dimmi ti Sveva. disturbo ancora, c'è un'altra chiamata. Sì, la facciamo sentire, prego. Sono Gianni da Genova. Ciao Gianni, ben risentito. Da un bel po' che non ci si sente, ma diciamo, vedo che si continua sempre ad andare su una linea che non ha la coerenza come avevamo una volta, e i risultati si vedono perché purtroppo dal 34% quando eravamo europee e poi alle politiche 17 siamo sviati, e l'ho sempre detto a questa radio che da tantissimi anni che seguo, e la coerenza è una cosa importantissima. Ci sono le variabili nel mondo, però la coerenza è fondamentale. Noi purtroppo stiamo dimenticando cosa significa essere la Lega. Si fa il teatrino tra la destra cosiddetta e la sinistra, che non esiste più, e non si guarda per quello che la Lega è nata. Cioè la Lega nel Parlamento di Chignolo Po la votavano tutti quelli che avevano certe idee, cioè potevano essere liberali, comunisti, repubblicani e compagnia cantante, però erano accomunati da una visione che aveva a suoi tempi Bossi, federale, di guardare ai territori, alle nostre imprese, alle nostre piccole, gli agricoltori, eccetera, e lo stiamo dimenticando. Il discorso, per esempio, adesso della Russia, di qui, adesso che abbiamo Trump qui lì, ma Trump è dipendente dal Pentagono, dalla CIA e dalla NSA, come lo erano gli altri. Certamente si propone in una maniera che a me non mi piace, personalmente, come non mi piaceva Biden, ma fanno gli interessi esclusivamente loro. La NATO fa gli interessi degli anglo-americani. Noi come Europa non facciamo i nostri interessi. Orban cerca in Ungheria di fare i propri interessi e nei cosiddetti patrioti, no? Nel quale c'è anche la Lega, per fortuna, io dico. Ma questa guerra qui che è stata fatta, diciamo, tra l'Ucraina e la Russia è stata prodromo proprio dagli anglo-americani. L'ha spiegato bene anche Gaiani, che è un direttore della rivista Annale di Difesa di fama internazionale, persona serissima, che gli Stati Uniti hanno sempre voluto la separazione dell'Europa dalla Russia, che è Europa. Il problema nel nostro paese e in Europa è l'Islam e la Turchia, che è il secondo esercito della NATO. Noi non si può andare a buttare via altri 800 miliardi che sono soldi di tutti i cittadini europei per delle schifezze. Quello di riarmarsi dei vari singoli stati ci sta, perché abbiamo dato tutte le armi a uno che, Stefan Bandera, è un eroe ed è un nazista, e i russi nella seconda guerra mondiale hanno perso 27 milioni tra cittadini e militari e sono stati fondamentali per liberarci dal nazismo nella battaglia di Stalingrado. Quindi per dire, non che io sia pure putiniano, eccetera. Dimmi Gianni, se stai arrivando alla conclusione, scusa se ti interrompo, ma perché ecco, per dare spazio, ecco, c'è sempre il solito limite, dimmi. E poi il discorso che noi non abbiamo in Europa, ma anche in Italia, ha fatto diplomazia già d'inizio, perché negli accordi di Minsk si poteva fermare già questa guerra già nel 2022, soprattutto poi in Turchia, quando c'è stato che Boris Johnson, eccetera, ci ha detto a quel disgraziato di Zelensky di non fare gli accordi e di continuare la guerra perché si avrebbe vinto. E si sta sbagliando continuamente di nuovo ad appoggiare l'Ucraina, che noi dovevamo essere soltanto diplomazia, perché non fanno parte della NATO, nella Russia e nell'Ucraina.
Pietro Duvolino lì sulla Verità l'aveva scritto. Ecco Gianni, io allora adesso inizio a risponderti, ti ringrazio perché sennò poi superiamo tanto il limite, forse l'abbiamo già superato abbondantemente, quindi grazie Gianni e grazie Sveva. Ti rispondo ecco in maniera diciamo con un flash, cioè tu dici la Lega non è stata coerente, ma in cosa che poi ha mantenuto sempre questa fedeltà alla sua vocazione autonomista, localista, regionalista, visto che proprio adesso con la Lega al governo finalmente si attua la riforma dell'autonomia differenziata, abbiamo visto tutto lo sforzo proprio mostrato, realizzato, compiuto da Calderoli, nonostante tutto l'opposizione di questa sinistra, nonostante gli interventi della Corte Costituzionale, che alla fine ha indicato anche quei punti che andrebbero modificati. Riguardo poi la coerenza in politica estera, per esempio l'ospite di oggi l'ha detto chiaramente nel suo intervento, che io definirei veramente portentoso e esemplare, perché ha riassunto bene anche quelli che sono state che è stata la condotta seguita appunto dalla Lega, cioè giustamente la Lega ha voluto difendere un paese aggredito, lasciamo stare quello che era successo prima, tu facevi riferimento alle violazioni degli accordi di Minsk eccetera, però sta di fatto che Putin aveva mentito perché diceva no, io non invaderò mai l'Ucraina, in realtà si vedevano queste foto dal satellite di ammassamento di truppe sul confine, continuava a negare l'evidenza, poi alla fine come si suol dire ha varcato il Rubicone. La Lega ha voluto difendere un paese aggredito, però era l'unica che continuava a sostenere al contempo sì, armiamo e sosteniamo questo paese che è stato invaso, ma dobbiamo anche cercare dei canali di risoluzione diplomatica, e si veniva additati come gli amici di Putin soltanto per questo. Tu dici che Trump viene sempre da quel mondo, dallo stato profondo, non è vero, anzi abbiamo visto che è esattamente l'opposto, è l'incarnazione proprio di un antisistema nella realtà americana, abbiamo visto quanto è stato osteggiato, e quindi le sue parole, le sue azioni sono veramente rivoluzionari per questo. Abbiamo visto anche dei gesti forti come la desecretazione di tanti atti anche dei servizi sulla morte del presidente americano JFK, John Fitzgerald Kennedy, quindi sono veramente notevoli, dirompenti queste novità. È ovvio, come dici te, che certo questa Unione Europea cosa è stata a fare? È stata a guardare, non è stata capace di assumere un'iniziativa diplomatica forte, e tu lì giustamente invece facevi riferimento al fatto che la Turchia di Erdogan si fosse mossa. Quindi io invece riconosco una fortissima coerenza da parte della Lega in questo, sulla politica estera e poi sui grandi temi proprio dell'autonomia. L'abbiamo visto in azione. Se non ci fosse stata tutta questa accelerazione impressa dalla Lega e da Calderoli, Pier Vittorio, scusami, abbiamo un'altra chiamata. C'è un'altra chiamata? Sì, allora facciamo sentire così poi chiudiamo anche l'intervista a Zaia, la lettura dell'intervista a Luca Zaia. Prego. Sì, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi da Como, da provincia di Como. Ciao Giampaolo. Buongiorno, salve. Senta, le volevo dire, la Lega è passata attraverso varie fasi, è passata dalla secessione al federalismo, alla devoluzione e poi all'autonomia. Ha cambiato i nomi alle cose, però comunque i risultati non ci sono, cioè la Lega ha abbandonato il nord. Poi volevo dire un'ultima cosa sul discorso di questo governo si dovrebbe concentrare sulla povertà in Italia. Nel 2005 c'era 1,5 milioni di persone in povertà assoluta. Povertà assoluta vuol dire che è gente che non riuscirà a fine mese. Adesso i poveri sono 6 milioni. La Lega dovrebbe trovare un progetto concreto e fattibile per tirar fuori dalla povertà questi 6 milioni di persone. Grazie, buongiorno. Grazie, ti rispondo innanzitutto dicendo non è vero che sono cambiati i nomi ma si è persa la missione, in realtà è esattamente vero il contrario, cioè sono cambiati i nomi ma la sostanza è stata sempre quella, cioè rivendicare libertà per i territori, avvicinamento dei centri decisionali ai territori, alle stesse periferie dimenticate dal centralismo. E questa battaglia è proseguita e, come dicevamo, adesso finalmente si può arrivare all'obiettivo con l'autonomia differenziata. Certo, l'abbiamo detto, è intervenuta purtroppo anche la Corte Costituzionale indicando questi passaggi che dovranno essere eseguiti, queste correzioni che dovranno essere attuate, però alla fine questo risultato è avvenuto sotto questo governo, c'è stato adesso.
Riguardo invece la questione della povertà, è vero che comunque ci sono state delle criticità dopo tutte le crisi che abbiamo visto, no? Del 2008, anche quella della pandemia, tante persone che non hanno potuto lavorare, no? Per colpa delle decisioni anche del secondo governo Conte, praticamente sembrava quasi una colpa dover andare al lavoro, c'erano tutte queste restrizioni, è avvenuta questa Pier contrazione del Vittorio, PIL, le scusami, persone sì, un'altra dimmi, chiamata, dimmi. perdonami. Ah, ok, allora finisco di rispondere, che non hanno potuto lavorare, però su questo il governo è intervenuto, certo c'è ancora strada da fare, però chi è che ha ridotto il cuneo fiscale, oppure chi è che ha permesso ancora, no, di percepire veramente delle indennità a sostegno dei meno abbienti che non possono lavorare, superando questo sistema del reddito di cittadinanza che invece incentivava al non lavoro. Allora facciamo sentire l'altra chiamata, prego. È caduta la linea? Sì, è caduta la linea, ora provo a riprenderla. Perfetto, noi intanto quindi dicevo il reddito di inclusione, comunque superando invece il reddito di cittadinanza, la riduzione del cuneo fiscale per comunque queste fasce reddituali medio-basse. Certo, si può sempre migliorare, c'è una strada che è sicuramente in salita e si può sempre comunque aggiustare, però questi sono dei risultati che sono avvenuti, che Abbiamo sono sotto gli l'ascoltatore occhi in di tutti. diretta. E quindi non si può dire il contrario. Prego, facciamo sentire allora l'altra chiamata. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno Scimia, ci sentiamo dopo un bel po' di tempo, sono Mario da Rieti. Ciao Mario, Allora, ben risentito. Dici pure. Caro Scimia, io volevo mettere in guardia, io non sono una cima, ho diciamo una cultura medio-bassa, quindi non sono nessuno poi tra l'altro, però un po' di naso in politica ce l'ho, vista anche la mia veneranda età. Quindi quello che io voglio dire, vorrei mettere in guardia, lo sto denunciando da un po' di tempo, ma vedo che la Lega lo prende sotto banco, cioè, non la prende seriamente questo allarme che io sto dando da un po' di tempo a sta parte. Perché lei mi insegna Scimia che bisogna guardarsi più dai diciamo dai supposti amici che dai nemici. Io, certo. Io caro Scimia sto mettendo in guardia dal fatto che le trasmissioni Mediaset stanno prendendo una brutta piega, una bruttissima piega. Adesso si sta facendo il trattamento, siccome sono stato bloccato per circa un mese col tutore, sto guardando molto la TV e io sto vedendo che a Mediaset sta succedendo il trattamento La cura Ludovico, si è presente il film di Kubrick, L'arancia meccanica, no? Sì. Il trattamento che fanno alla 7, il 3 contro 1, il 4 contro 1. Adesso anche il signor Del Debbio ha preso l'abitudine di fare una sproporzione negli invitati, ne fa 3 da una parte, sinistra e 2 l'altra volta Brindisi addirittura 4 di sinistra e 1 di destra. Lascio stare la 7 perché per ovvie ragioni, no? I dibattiti che fanno tra di loro. E c'è praticamente quasi tutte le sere tracimano opinionisti comunisti che io penso che ormai abbiano preso casa per Mediaset, i Caprarica, i Sansonetti, e Berlinguer, e quello là Cappellini di Repubblica, poi ieri sera è stata proprio sproporzionata una trasmissione. Cioè io vedo dei segnali non in questa legislatura che termina regolarmente per via del patto elettorale, ma dalla prossima legislatura, dopo le prossime elezioni, io vedo un governo fatto da Forza Italia e dal PD. Arriveranno. Ecco perché io penso di stringere ancora di più l'alleanza con Fratelli d'Italia. In cambio noi viviamo un forte presidenzialismo, va bene, e loro ci danno un forte federalismo. Cioè, visto di questa alleanza che si può fare, ma le uscite di Marina Berlusconi, di Pier Silvio, caro Scimia, io vorrei un suo parere perché vedo una brutta aria a Mediaset, una brutta aria. Le trasmissioni stanno andando pericolosamente dall'altra parte. Sono segnali questi, sono segnali. Grazie Scimia. Grazie Mario, ti rispondo velocemente così poi ci avviamo alla seconda parte, no, di questa rassegna stampa dicendo effettivamente
Ci sono dei programmi su Mediaset, penso ovviamente alla conduzione di Brindisi, che fanno pensare proprio a questa sproporzione, comunque un riequilibramento, anche se a volte anche nel programma, vabbè, lo vediamo, della Berlinguer, c'è questa maggioranza, no, tra esponenti politici di sinistra, opinionisti schierati a sinistra. Da Del Debbio, oddio, io non sarei d'accordo, perché per esempio poi proprio dallo stesso Paolo Del Debbio, 4 di sera, gli esponenti della Lega possono intervenire, e vedo sempre che poi quando no, dobbiamo fare l'applausometro e vedere chi riscuote più consenso, successo, sono esponenti leghisti rispetto magari a chi compare dall'altra parte. Riguardo le posizioni, il posizionamento di Forza Italia, io mi sento di dire che questo governo continua a mantenersi unito, il problema sono poi le varie sfumature che si assumono in Europa, perché a livello di esecutivo italiano questo governo è solido, è credibile, eccetera. Il problema è che poi quando ci sono dei voti sulle risoluzioni all'interno del Parlamento europeo, i popolari, che del resto devono sostenere, no, la loro presidente, la von der Leyen, poi sono sempre quasi allineati, schiacciati sulla linea comunque dei partiti socialisti, democratici, progressisti europei. Questo sì può essere un segnale preoccupante. Se però comunque queste diversità, queste sfumature vengono superate dal fatto che c'è un esecutivo che alla fine riesce a seguire una sua linea politica, economica, autorevole, credibile, riesce anche ad esprimere questa voce unitaria a livello di politica estera, e soprattutto l'abbiamo visto con un risultato ottenuto dalla Lega, perché grazie alla Lega che si è potuto poi far cambiare idea anche alla stessa Meloni, o comunque la Lega è riuscita a condurre dalla sua parte Fratelli d'Italia, la Meloni, a far capire che, guardate, leggevamo, no, dei sondaggi, solo 1/3 degli italiani è favorevole a questa idea di riarmo così massiccia, poi a fronte di quale minaccia, lo dicevamo. Quindi la Lega è riuscita ad incidere, ad essere determinante, a far capire che forse non è adesso il momento opportuno per spendere così tanto in armamenti, chi poi li dovremmo comprare noi per aiutare chi? Le imprese francesi, tedesche, per combattere contro chi? Contro la Russia, che adesso sta arrivando finalmente, si spera il prima possibile, ad una tregua con l'Ucraina finanziata, sostenuta dagli americani. Allora qual è il senso di tutto questo? E quindi è vero che ci sono state queste differenze, queste sfumature, però alla fine il governo sta mantenendo la sua unità, e questo grazie anche all'azione che esercita la Lega stessa. Ma allora Sveva, chiedo a te, vero, sono le 9, terminiamo questa intervista, la lettura dell'intervista a Zaia magari dopo il break, allora ci ritroviamo fra poco. Pier Vittorio, ti dico soltanto che ci sono altre 2 chiamate, quindi ti direi di fare un break pubblicitario e poi di far rientrare gli altri 2 Perfetto, ospiti. così facciamo sentire subito dopo le altre 2 chiamate. Prego. Grazie mille. A dopo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Sveva. Allora, avevamo risposto, no, a queste osservazioni di Mario, ma com'è che nei programmi Mediaset, adesso anche quelli più tra virgolette sovranisti, ci sono tanti ospiti, no, di sinistra che mettono quasi in minoranza schiacciante quelli di centrodestra della Lega. Abbiamo risposto anche alle osservazioni sul fatto, ma Forza Italia dove sta andando, in che direzione, Tajani, non è che questi minano il governo? Abbiamo detto no, assolutamente, perché comunque poi passa una linea unitaria e c'è l'azione della Lega che si fa sentire, ma c'erano, vero, 2 chiamate in attesa, allora le facciamo sentire. Una credo che sia caduta, vero? Si sente questo beep? Pronto? Pronto, sì. Ciao Pier Vittorio, sono Giuseppe.
Ciao Giuseppe. Volevo dire, signor Mario, che telefono prima ha ragione per quanto riguarda le trasmissioni delle reti di Mediaset, no? Se tu noti bene, io lo noto bene, quando Del Debbio, quando per esempio nelle sue trasmissioni dà la linea a uno della Lega, ha sempre il viso di insofferenza, no? Quasi di malsopportazione, e lo interrompe sistematicamente mentre parla, no? E poi non vede l'ora di interrompere e dire sì, ho capito per dare la linea. Mentre invece quando dà la linea con il centro-sinistra, PD o che ne so io, con gli altri estremisti di sinistra o 5 Stelle, è sempre bello disteso, non interrompe mai, no? Non interrompe mai quando stanno parlando, e così. Per me ha ragione. Quindi tu dici l'ordine di scuderia addirittura anche per un programma, per i programmi di Del Debbio, che insomma è stato sempre accusato in passato di aver favorito troppo la Lega o comunque partiti sovranisti. Beh, sicuramente ovviamente c'è ancora per fortuna un abisso tra quei programmi che consentono una espressione plurale, e giustamente prima Mario citava il palinsesto di La 7, manco a farlo il paragone, perché lì veramente sembra un house organ di qualche partito della sinistra, di AVS, del PD. Però comunque sì, tu facevi notare questi comportamenti nei collegamenti, questi comportamenti non verbali, il fatto che poi si dia poco spazio e si cerca di interrompere, di dare subito spazio, comunque il tempo ad altri ospiti dell'altra area. Più che altro io ho notato invece un riequilibrio, una sorta di pareggio, visto che prima si accusavano questi programmi di Del Debbio di dare troppa enfasi magari alle voci del centrodestra, appunto lo si criticava, fa passare una linea così sovranista populista. Effettivamente c'è un riequilibrio anche lì, oltre poi al fatto che certe volte bisogna notare invece nei programmi di Brindisi c'è questa forse leggera preponderanza per l'altra parte, il centrosinistra, e non parliamo poi del programma condotto appunto dalla Berlinguer, ecco. Quindi sicuramente anche questi sono dei rilievi, no, per sempre carta bianca, che non possono essere ignorati. Ma allora Sveva, se non ci sono altre chiamate, noi riprendiamo la rassegna stampa. E C'è allora un'altra chiamata. C'è un'altra chiamata? Ok, prego. Pronto? Buongiorno. Pronto, sì. Buongiorno, Gino che abita ad Ostia. Ciao Gino, ciao. Anche se ci abito malvolentieri, purtroppo il lavoro mi ha riportato qua giù, Ora, ecco, le osservazioni di Mario sono molto esatti, è un attento osservatore ed ha pienamente ragione su quello che ha detto. Su questo voglio essere chiaro. Poi vorrei parlare invece delle situazioni o delle grandi città come Milano, Napoli, Roma, Gualtieri, Ostia Alte, il municipio sempre amministrato dalla sinistra. Si vive molto male, sono città, oltre le città, ma anche qui ad Ostia, strade piene di buchi, spazzatura dappertutto, non funziona nulla. Ora, anche nelle grandi città è lo stesso, delinquenza, stessi problemi. La colpa di chi è? La colpa sono dei cittadini immaturi che continuano a votare queste persone, il centro-sinistra, la sinistra, che hanno il potere su tutto, sia sulla stampa, sia anche sull'informazione televisiva. Ecco, ho voluto dire questo, ho voluto dire tutto. Grazie. E sì, noi l'abbiamo detto che poi queste amministrazioni di centrosinistra non si occupano del problema sicurezza, e ovviamente è forte poi il senso di spaesamento dei cittadini, perché si ritrovano ad essere in contesti così difficili, critici. Ripensiamo a quello che ha detto proprio l'onorevole Molinari, cioè qui si parla di minacce incombenti di sicurezza sui cittadini europei. A noi sembra che invece i cittadini italiani, magari proprio di città come appunto Milano, Roma, dicevi bene, governate al centro-sinistra, Napoli, sia proprio invece la mancanza di sicurezza, cioè uno esce e rischia di essere borseggiato, scippato, magari proprio dall'irregolare, dal clandestino che sta lì, e magari non si accontenta soltanto di scipparti, di rapinarti, ti aggredisce,
e quindi tu rischi la vita, se provi a difenderti poi passi anche dalla parte del torto. Tutto questo è vero. La sinistra minimizza, anzi ci ricordiamo pure il comportamento denigratorio tenuto da Sala nei confronti dei carabinieri per il caso Rami, cioè addirittura si adombrava lì, si faceva passare quasi il sospetto per cui quell'azione non fosse stata giusta, corretta. A questo punto siamo arrivati, no? Che addirittura i carabinieri si devono porre 10.000 problemi se devono inseguire chi non si ferma a un posto di blocco, che non si ferma all'ALT. Rendiamoci conto, e queste le parole da chi poi è un sindaco, quindi anche un pubblico ufficiale nell'esercizio di alcuni poteri per la sicurezza sul territorio. E allora ritorniamo quindi all'intervista di Luca Zai, alla domanda appunto su Rearm Europe, quindi che idea si è fatto, e qui giustamente lui risponde: se parlo di Ucraina penso che l'azione diplomatica ad oggi sia stata veramente debole, non possiamo pensare di sostituire la diplomazia con gli armamenti. Putin è l'aggressore perché 3 anni fa ha invaso il territorio dell'Ucraina, noi abbiamo aiutato Kiev, ma adesso, come dice Trump, bisogna arrivare a un armistizio. Se l'azione degli Stati Uniti funzionerà, l'Europa sarà tagliata fuori totalmente. Appunto questo per ricollegarci anche a quello che avevamo detto durante i vostri interventi. E poi la domanda sul Veneto, stavamo leggendo anche questo, quindi Bossi ci diceva sempre che quando eravamo ragazzi che il Veneto è la regione più identitaria che ci sia all'interno della costellazione delle regioni della Lega, quindi è logico e ovvio che una regione così identitaria possa fare anche una mozione altrettanto identitaria, a proposito di quella Stefani. Regionali in Veneto, secondo alcune ricostruzioni, in caso non le facessero fare questo terzo mandato, dicevamo, lei tornerebbe a fare magari il vice di Paolo, farebbe il vice del presidente della regione, come appunto successe a Gentilini a Treviso, che divenne il vice di Paolo Gobbo. Sono oggetti questi di ricostruzioni, delle più fantasiose. E poi qui sembra quasi di leggere una stoccata, lo stesso Bonaccini, perché lui spiega: io sono sempre stato corretto e non mi sono mai fatto distrarre dalle future elezioni, ho sempre governato, ho dato una parola ai veneti, non mi sono candidato alle europee abbandonando la regione, e quindi perciò viene da pensare subito a Bonaccini, che invece ha mollato appunto questo scranno da presidente della regione dell'Emilia Romagna, questo incarico, per poi candidarsi all'Europarlamento. Voglio onorare fino alla fine la fiducia che hanno riposto in me i cittadini, quindi nessun piano per il futuro, sono un fatalista. Seneca diceva che la vita non è breve, ma è l'uomo che la rende breve, e per renderla breve basta pensare al futuro tutti i giorni. Ma non le piacerebbe questo terzo mandato qui in casa, Edoardo Romagnoli? Ho sempre fatto l'amministratore, sono concentrato nella sfida di dare risposte ogni giorno ai veneti. Del mio futuro parleremo più avanti. Ricordo che il limite dei mandati è nato molto tempo fa per bloccare la strada ad alcuni governatori e sindaci, ma oggi il blocco per fermare i presunti centri di potere è un'assurdità. I cittadini sanno benissimo a chi dare o togliere la loro fiducia con il voto. Chi pensa il contrario e vuole limitare la loro possibilità di scelta, penso che dimostri poco rispetto proprio per gli elettori. E quindi è uno Zaia che è concentratissimo nel suo ruolo di amministratore, e che non si lascia certo distrarre da tutte queste chiacchiere anche un po' vuote, inutili, su comunque le ricandidature, le candidature per le prossime amministrative, per le prossime regionali nel Veneto. Allora, io direi di far così: prima del nostro collegamento, intanto collegamento del nostro ospite Riccardo Molinari, l'onorevole Riccardo Molinari, poi ovviamente riprenderemo la parte di rassegna stampa, visto che c'è stato questo lungo filo diretto prima, riprenderemo la rassegna stampa anche dopo l'intervista all'onorevole Molinari, perché non ve l'abbiamo ancora anticipato, ma oggi non c'è il garage dell'assista con Tonino Danna, mi confermi, vero Sveva? Quindi poi noi dopo l'editoriale del direttore Giovanni Sallusti riprenderemo anche la rassegna stampa. E allora vi leggo, andiamo sulla prima pagina della Verità di oggi, perché c'è il titolone: fa più paura Berlino di Mosca, e questo è un riferimento anche al fatto che, insomma, per chi conosce un po' la storia del Novecento, delle guerre mondiali, quando la Germania corre a riarmarsi c'è anche un po' da preoccuparsi. Solo la Germania può spendere per le armi, ma è un bene, titola appunto la Verità di oggi. Quelli che ci raccontavano che la Russia era sull'orlo del collasso adesso vogliono farci credere che le truppe di Putin stiano per invaderci, una balla per creare l'emergenza difesa.
con il risultato che presto ci sarà di nuovo un potente esercito tedesco. Sì, e qui giustamente si mette in evidenza questa mega contraddizione, questa falla, no, nella narrativa. Cioè si diceva che Putin sarebbe stato schiacciato, che Zelensky, no, con la conquista del Kursk nel territorio russo avrebbe messo in ginocchio l'Armata Rossa, e adesso ci si vuole far credere che questa Armata Rossa, che non è stata in grado di schiantare l'Ucraina e che anzi ha subito tutte queste perdite, adesso questa armata è pronta ad invaderci. E sul punto l'editoriale di Maurizio Belpietro: a chi serve un piano da 800 miliardi per armare l'Europa? Di certo non all'Europa, che in questo momento, a differenza di ciò che si vuol far credere, non è minacciata da alcuna invasione. Fino all'altro ieri ci è stato assicurato che grazie alle sanzioni imposte dai paesi occidentali l'economia di Mosca fosse sull'orlo del fallimento. Il burro costa il 30 o il 40% in più, questo è l'editoriale di Belpietro che segue a pagina 3, quindi se avete poi la verità sotto mano, ovviamente questo leggetelo, meditatelo. Qui vedete, no, per la sezione disordine mondiale, cioè vedete, purtroppo oggi, come dicevamo, non abbiamo una condivisione schermo, ma industrie spompe, PIL in caduta, gas alle stelle, concorrenza cinese. La Germania è un paese in crisi che vede nelle spese belliche per affrontare il fantomatico pericolo russo la panacea dei propri mali. Ecco perché allora questa corsa al riarmo, una corsa al cannone che è sostenibile solo per i tedeschi. Infatti poi si spiega: grazie a Putin i teutonici possono liberarsi dagli stretti vincoli di Maastricht per riconvertire gli stabilimenti, anche quelli agonizzanti delle auto. E visti i precedenti siamo sicuri che sia un bene per tutti noi che cresca un esercito efficiente, ben fornito e pronto alla guerra in quella nazione, quella tedesca. E infatti qui la conclusione, vi leggo almeno questa, no, dell'editoriale di Belpietro di oggi, ricordo pagina 3 della Verità: e di tutte queste armi con cui la Germania rifornirà i suoi arsenali e farà ripartire le sue industrie, ne abbiamo proprio bisogno? L'Osservatorio dei conti pubblici dell'Università Cattolica, guidato proprio da Carlo Cottarelli, ha calcolato che la spesa militare dell'Europa rispetto a quella russa nel 2024 è stata superiore del 58%. In sostanza, spendiamo in armi quasi il 60% più di Mosca, e domani, con le centinaia di miliardi che investiranno i tedeschi, è assai probabile che le percentuali quindi possano raddoppiare. Attenzione però, in base a quanto detto, non sarà la UE a essere ulteriormente armata, ma solo i tedeschi, i quali avranno a disposizione un esercito fornito dei migliori strumenti bellici e pronto alla guerra. A questo punto viene spontanea una domanda: visti i precedenti, no? Stiamo dicendo, siamo sicuri che tutto ciò sia un bene? E qui nell'immagine il tank Leopard 2, che è appunto il principale tank carro armato in dotazione alle forze militari tedesche. Adesso noi andiamo avanti anche sulle altre testate, no, dell'area Libero e Giornale, ma siccome sono le 9:15, Sveva, credo che sia arrivato il momento proprio del collegamento con il nostro ospite. È già in linea? Ci sente? Mi sto mettendo in collegamento, un minuto. Ah, perfetto, ok, grazie. Allora io intanto, visto che dobbiamo fare questa corsa sempre contro il tempo, vi anticipo già anche la prima pagina del giornale invece di oggi, proprio il giornale con l'editoriale che vi stavo citando prima, di Alessandro Sallusti, L'arma della libertà. Non so se l'avete già visto da giornalone per chi magari si è svegliato prima stamattina. E qui racconta Alessandro Sallusti addirittura della velata minaccia di un giornalista russo che era collegato da Mosca, con il quale si è sentito, no? Dice, scrive, poche sere fa in un dibattito televisivo mi sono ritrovato a discutere di questo, cioè dell'abbrutimento della guerra, eccetera, proprio con un giornalista russo, il quale diceva: voi europei state attenti a interferire nella pace di Putin perché siamo in grado di ammazzarvi tutti. E qui la risposta di Alessandro Sallusti: ma io gli ho risposto che, a parte che vabbè, in caso di utilizzo di armi atomiche, cioè non c'è manco bisogno di chiedersi cosa possa accadere, perché un secondo dopo c'è una risposta simmetrica. Prego Sveva, scusami. No, figurati, scusami se ti interrompo. Riccardo Molinari è in linea, quando vuoi. Grazie onorevole. Onorevole, ci sente? Sì, buongiorno, eccoci. Buongiorno onorevole, grazie per essere qui con noi, davvero un onore poterla riavere come nostro ospite, sempre un piacere, sappiamo che è sempre impegnatissimo. E allora onorevole, dopo questa telefonata di ieri tra il vice premier Matteo Salvini e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, insomma un dialogo concreto, si è parlato anche di questa missione che ci sarà a Washington di Matteo Salvini con investitori,
e soprattutto poi si è parlato di pace, quella pace che in questi quasi 3 anni l'Unione Europea non è stata capace comunque di far ottenere, o comunque non si è dimostrata all'altezza della situazione, non ha forse assunto un'azione diplomatica veramente degna di nota, e addirittura adesso ci propone questo mega piano di riarmo, un'assurdità. Assolutamente sì, il dato positivo dell'arrivo dell'amministrazione Trump è che finalmente sul fronte dell'Ucraina si è iniziato non soltanto a parlare di armi, di sostegno militare, di guerra all'infinito, ma sta avviando una trattativa di pace. Poi che la trattativa vada a buon segno non lo possiamo sapere, però sicuramente già il fatto che si parli di cessate il fuoco e si parli di trattative è un bellissimo segnale. La cosa che lascia veramente senza parole è che nel momento in cui si inizia a trattare di pace, l'Europa, alcune leadership europee e la Commissione europea, che fino a pochi mesi fa, fino all'insediamento di Trump, avevano sempre seguito a pie pari Biden sul fatto che soltanto la risposta militare poteva essere la risposta, senza aver mai esercitato un ruolo diplomatico, nonostante ricordo che la Lega l'abbia sollecitato più volte. Noi ogni volta che abbiamo votato i provvedimenti di sostegno all'Ucraina in Parlamento abbiamo sempre detto che oltre alla parte militare era necessario investire anche in diplomazia, era necessario che l'Europa provasse a giocare un ruolo terzo cercando di aprire un dialogo con la Russia. E questo non è stato fatto. Nel momento in cui lo fa Trump c'è una sorta di reazione isterica per cui l'Europa pretende di essere coinvolta. Però l'autorevolezza, se non la si ha, non la si può chiedere, e l'Europa ha dimostrato, questa Commissione europea, di non avere autorevolezza, di non aver in qualche modo provato a svolgere un ruolo quando era il caso di svolgerlo. E poi il tema dei dazi di cui parlava, trattato da Salvini e Avanzieri, è un'altra conseguenza di politiche sbagliate fatte dall'Europa negli ultimi 20 anni, che noi abbiamo sempre denunciato, una costruzione economica liberista e aperta alla globalizzazione, ha puntato sulla competitività, quindi ha puntato sul fatto di produrre in Europa prodotti a costi più bassi rispetto ad altri paesi. E in che modo? Deflazionando i salari, riducendo le produzioni nel continente, abbattendo la domanda interna, e questo ha portato uno sbilancio commerciale per cui l'Europa verso gli Stati Uniti ha un export molto più alto, e in questo momento Trump vuole riequilibrare le cose e quindi pensa ai dazi. Dal suo punto di vista ha perfettamente ragione, ma poi questo che sto dicendo sulla riduzione dei salari, sul taglio della domanda interna e quant'altro sono cose che noi abbiamo sempre detto e che addirittura Mario Draghi ha ammesso recentemente, sostenendo che l'Europa ha sbagliato. Quindi sui dazi bene fa Salvini a sentire Vance, perché sarà necessario che l'Italia provi ad avere un rapporto bilaterale con gli americani per cercare di essere trattata meglio, insomma, rispetto a quello che potrebbe ottenere con una trattativa von der Leyen-Trump, che ha già detto che vuole rispondere a dazio su dazio, provocando un disastro. Esatto, e infatti lo dicevamo prima anche nell'intervista di oggi che ha rilasciato Luca Zaia per Il Tempo a pagina 3, lui ha risposto: guardate che poi alla fine questi dazi però sono stati imposti un po' da tutti i precedenti presidenti, Bush, Obama, fino a Biden, e quindi giustamente ha anche risposto: noi non possiamo però rispondere con un'ulteriore guerra commerciale, visto che comunque gli Stati Uniti sono un nostro partner commerciale. Quindi bisogna cercare invece una politica anche qui di conciliazione. Ma onorevole, è successo comunque uno psicodramma a sinistra quando poi la Premier Meloni ha criticato questo manifesto di Ventotene. Oggi c'è anche l'editoriale di Giannini sul tema e ovviamente viene attaccata la Meloni perché ha osato criticarlo. Ma come ha ricordato lei, onorevole, a 4 di sera da Del Debbio, è stato proprio il Partito Comunista Italiano il primo a non condividere questo manifesto di Ventotene, dato che nel 1957 votò contro i trattati di Roma, istitutivi proprio della CE e dell'Euratom, perché riteneva che un'Europa così costruita fosse uno strumento per schiacciare ancora di più le classi operaie. Quindi veramente l'ennesima contraddizione a sinistra. Assolutamente, anche perché, vede, sul manifesto di Ventotene, voglio dire, può essere legittimo dissentire, cioè la sinistra cosa fa? Fa sempre, avendo pochi argomenti, no? E in aula l'altro giorno dovendo mascherare il fatto che mentre il centrodestra avrebbe votato una risoluzione unica in maniera compatta a sostegno del governo, mentre invece il centrosinistra ne avrebbe votate 5 o 6 in ordine sparso,
hanno in qualche modo messo in piedi la cacciara su questo argomento, no? Col solito discorso, visto che si prende le distanze su critica al manifesto di Ventotene vuol dire che si è fascisti. Allora, bisogna fare una distinzione chiara, cioè un conto è avere rispetto per uomini e donne che sono stati incarcerati sotto il regime fascista perché antifascisti, e quindi ovviamente persone che hanno dato la vita, e quindi ovviamente su questo il rispetto non può mancare. Un conto è condividere le idee, le cose che hanno scritto, cioè si può essere antifascisti e non essere federalisti europei, tanto che appunto, come giustamente ricordava lei, come ho detto io in televisione l'altro giorno, quando è partito il progetto europeo, il PC, che certamente insomma non si può sospettare che avesse simpatie per il fascismo, votò contro quei trattati perché dal loro punto di vista appunto era una costruzione del capitale, del capitalismo contro i lavoratori. Tra l'altro aggiungo, ci presero abbastanza, nel senso che io ritengo che oggi sia assurdo che la sinistra vada in piazza con il manifesto di Ventotene a chiedere più Europa, perché questa Europa sicuramente non è quella scritta nel manifesto di Ventotene, soprattutto per questo motivo qua, perché l'Europa ha impoverito sempre di più i lavoratori con le sue politiche di austerità e ha aumentato la ricchezza di pochi. Quindi su Ventotene poi noi della Lega abbiamo sempre avuto un pensiero particolare, cioè Bossi sul manifesto di Ventotene l'ha sempre inserito in qualche modo nel pantheon delle nostre letture, no? Come la carta di Chivasso. Ma perché? Perché si pensava che per avere il federalismo, l'autonomia, un'Europa come quella che è ideale, insomma, no? Che limita i poteri degli stati nazionali e dà più voce ai territori, alle regioni, ma come scriveva anche Chanou nella carta di Chivasso, potesse essere, diciamo, un riferimento. È evidente che l'Unione Europea di oggi non ha niente a che fare con quella visione, e infatti la Lega, anche con Bossi, questa Europa l'ha sempre criticata. Quindi da una parte due cose: si può criticare il manifesto di Ventotene perché si può non essere d'accordo con quello che c'è scritto, e quindi la reazione della sinistra è scomposta. Punto secondo, io penso che si possa anche condividere, diciamo, quello che c'è scritto nel manifesto di Ventotene, ma che quella roba lì non ha niente a che fare con l'Europa di oggi. Quindi è complessa la questione. Mi pare che la sinistra semplifichi molto semplicemente per dar contro alla Meloni, dar contro al centrodestra, far casino fondamentalmente. Sì, ma sembra quasi che ci sia sempre un pensiero unico, no? Dei dogmi che non possono essere discussi. Per esempio, uno di questi dogmi, ovviamente in riferimento al manifesto, no, di Ventotene, come dice lei, massimo rispetto per chi è stato martire per la causa antifascista, però non si possono indicare altri riferimenti. Giustamente lei citava la carta di Chivasso con tutta la valorizzazione delle autonomie locali. Pensiamo anche che recentemente lo stesso Francesco Giubilei ha citato il manifesto invece di Roger Scruton, no? L'Europa in cui possiamo credere, un manifesto conservatore. Ma un altro esempio proprio di dogmatismo assoluto è stato la narrazione sull'austerità, perché onorevole, per anni, no, si è sempre sostenuto che non si poteva spendere di più, che i PIGS, cioè i paesi come l'Italia, il Portogallo, la Spagna, la Grecia, dovessero praticamente quasi morire di austerità, e adesso tutto assieme si pensa a questo mega piano di indebitamento, o comunque di finanziamento attraverso risorse pubbliche per il riarmo. Assolutamente, questo è uno dei motivi per cui noi siamo fortemente contrari a questo piano, perché noi non siamo contrari al fatto che l'Italia adempia, diciamo, alla prescrizione che ha con la NATO, cioè quindi al suo impegno ad arrivare al 2% del PIL in investimenti per la difesa. E questo è un impegno, e se vogliamo rispettarlo, ovviamente in stretta collaborazione e alleanza con gli Stati Uniti, non pensando che l'Europa possa andare per conto suo. E quello che non ha senso è questa urgenza di questo piano von der Leyen di riarmo fatto adesso, tra l'altro dopo che l'anno scorso è stato reintrodotto il patto di stabilità, che era stato sospeso per il Covid. Un patto di stabilità che appunto è il baluardo di quelle regole di austerity, per cui abbiamo dovuto fare una legge di bilancio dove abbiamo dovuto tirare molto la cinghia, cioè abbiamo dovuto fare una legge di bilancio dove si è speso più o meno 30 miliardi per dare risposte ai cittadini su lavoro, stipendi, sanità, e poi avevamo 37 miliardi di euro di debiti del super bonus. Capisci che andare a spiegare ai cittadini che improvvisamente si può spendere altrettanto, 30-35 miliardi per le armi, facendo un nuovo debito e quindi andandoci a legare ancora di più le mani sulle leggi di bilancio future, perché anche se questo debito è autorizzato dal piano von der Leyen, è comunque un debito che poi va ripagato, e se tu aumenti la tua massa di debito per il patto di stabilità
devi comunque ridurre la spesa su altre cose. Quindi fare debito per acquistare armi nella situazione di bilancio dell'Italia e con le regole appunto di austerità e di rigorismo economico che ha l'Europa, vuol dire che domani poi non puoi più spendere in sanità, in sociale, in politica per la famiglia, ed è questo su cui noi non siamo d'accordo. Quindi l'Italia ha fatto una proposta diversa, che tra l'altro è stata accolta al Consiglio europeo, che è la proposta del ministro Giorgetti di potenziare lo strumento di InvestEU, che è un fondo di garanzia dove mettere dentro risorse pubbliche per permettere ai privati di stimolare gli investimenti e investire in ricerca, innovazione e produttività, con l'obiettivo di avere in ogni paese, per quanto ci riguarda in Italia, un'industria della difesa all'avanguardia che insomma possa sostenere questa procedura di aumento della spesa della difesa. Come dicevo, non siamo contrari all'aumento di spesa in difesa, ma lo vogliamo fare con i nostri modi, con i nostri tempi, senza nuovo debito e senza farci dettare l'agenda dalla von der Leyen, che ha il solo scopo in questo momento di buttare risorse nel settore della difesa per rilanciare l'industria del suo paese, che è la Germania, che è in forte crisi. Assolutamente sì. E allora ultimissima domanda, onorevole, perché non la vogliamo trattenere ulteriormente, una domanda su un tema che non avevamo all'inizio immaginato per questa conversazione, ma tenendo conto di quello che è successo ieri, la telefonata appunto, ma poi anche il successo di questo vertice che si è tenuto, questo evento kermesse della Lega in Campania a Napoli, in preparazione poi del congresso federale che si terrà a Firenze il 5 e 6 aprile. E allora effettivamente da quello che è emerso, onorevole, è che comunque c'è questa grande iniziativa del vice premier Matteo Salvini, che addirittura terrà una missione a Washington. Insomma, ci saranno anche tanti contenuti probabilmente in questo congresso. Abbiamo sentito prima della mozione comunque sul Veneto di Stefani, e probabilmente ci saranno anche indicazioni su quelli che saranno i contenuti da seguire adesso per l'agenda politica del paese. Non sarà soltanto un evento di partito, sarà comunque un congresso con una più ampia risonanza. Assolutamente sì. Io ad esempio ho lavorato insieme a alcuni colleghi a un paio di mozioni che adesso il segretario sta valutando, proprio per dare un indirizzo politico sul partito, ad esempio su temi come il lavoro, le riforme istituzionali, il federalismo, la riforma dei trattati europei, quindi quello sono gli argomenti su cui sto lavorando io, ma ci sono poi colleghi che stanno lavorando sulla giustizia, insomma, si sta cercando di, come giustamente si fa in un congresso, di preparare i documenti per dare un indirizzo al segretario, che nessuno ha mai messo in discussione ovviamente, che sarà riconfermato all'unanimità, ma a tutti vogliono dare il loro contributo per cercare di indirizzare quella che sarà l'azione politica futura della Lega e cercare di immaginare come ci pensiamo da qua ai prossimi 3-4 anni. Quindi questo è il senso del congresso, poi ovviamente ci saranno anche gli ospiti stranieri, quindi si parlerà anche di Stati Uniti, di Europa, di questo tema del Real Europe, però penso che noi come militanti della Lega abbiamo il dovere di fare un lavoro per cercare di indirizzare quella che sarà la linea politica, e in queste ore lo si sta facendo. Assolutamente sì, anche perché visto quello che già c'è stato ieri, che fa veramente ben sperare, persino il Corriere della Sera, che spesso non è così tenero verso la Lega, oggi appunto a pagina 9 lo scrive che è stato un successo a Napoli, oltre circa 2000 persone che sono arrivate, e poi con la presenza di anche altri due big come appunto il ministro Piantedosi e il ministro Valditara. E allora grazie onorevole, grazie per la sua disponibilità, grazie sempre per il suo impegno, e veramente speriamo di averla presto, e ci scusiamo eventualmente, probabilmente sì, se l'abbiamo trattenuta oggi sottratta ai suoi impegni. Ci mancherebbe altro, è sempre un piacere parlare con voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie ancora per l'invito. Grazie ancora all'onorevole Riccardo Molinari, ricordiamolo, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, capogruppo appunto dei deputati leghisti. Sveva, chiedo a te, credo che forse adesso ci aspetti il break, la pausa anche per l'editoriale del direttore Giovanni Sallusti. Sì, abbiamo Sigurbet, la nostra pubblicità, e poi l'editoriale di Liberamente di Giovanni Sallusti. E poi Perfetto, riprendiamo. allora noi ci ritroviamo dopo, così completiamo questa parte di rassegna stampa e poi ci colleghiamo anche con Matteo De Sio. A dopo! Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo.